Cosa aspetti? Va ora in onda. Lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Buon pomeriggio amici. Oggi, prima di parlare delle incrostazioni che abbiamo accennato nella puntata precedente, è opportuno prima fare una premessa per cercare di rendervi ancora più chiaro quello che poi sarà l'argomento precedentemente descritto. Quindi, cominciamo a vedere cosa accade partendo dalla pelle e anche alle allergie. La pelle è la nostra barriera verso il mondo esterno, come l'apparato digerente lo è all'interno. Fra i due c'è una relazione che permette agli organi digestivi di scaricare tossine sulla pelle. C'è anche una correlazione fra intestino e sistema nervoso, ma anche fra questo e l'epidermide. Pelle e sistema nervoso derivano dallo stesso foglietto embrionale che era l'ectoderma, che avevamo già accennato tempo fa. Ma guardiamo l'intestino e compariamolo col cervello. Quanto sono simili? Con quelle circonvoluzioni di sostanza grigia che sembrano imitare i giri delle anse intestinali. Inoltre, la natura ha posto il meridiano del colon e quello del sistema nervoso sullo stesso dito, il secondo della mano, l'indice. Non a caso, i due organi sono appaiati. L'emotività va tutta a scaricarsi sull'intestino, considerato per questo il nostro secondo cervello. Per alcuni anche l'unico, purtroppo. La pelle è una via di eliminazione, soprattutto dell'intestino, del fegato e dei reni. Le dermatiti e gli eczemi sono espressione di qualcosa che emerge da dentro, non da fuori. È il corpo, tramite il fegato e l'intestino, in particolar modo a difendersi, espellendo tossine attraverso l'epidermide. Le irritazioni sulla pelle sono tossine che stiamo cercando di espellere. Non tentiamo di sopprimerle con creme e pomate. Il problema in naturopatia va sempre curato da dentro, con l'alimentazione e sanando gli organi sofferenti. Un'altra via di eliminazione è la traspirazione e l'aumento della sudorazione. Anche la disidrosi è una patologia di scarico, cioè sudorazione, disidrosi, apparato linfatico, tutte vie di eliminazione da parte soprattutto dei reni. Ci sono sempre anche loro dietro a queste situazioni. Altra via è l'esofiliazione. Avete mai notato che in certi periodi dell'anno la vostra pelle fa come la muta del serpente? Sono frammenti di epidermide che si seccano, soprattutto alle mani e ai piedi, e prima di staccarsi volano via, come scaglie o in forma quasi di forfora, di appunto esfoliazione, con sotto già la pelle nuova. Nessuno sa dire di che si tratta. Appartiene alle patologie minori, poco considerate dalla medicina. Adesso però sappiamo che stiamo eliminando qualcosa. Partiamo dalle dermatite seborroiche, che sono espressioni, sapete di che? Del fegato che elimina e brucia. Nelle dermatite invece allergiche,
invece è preponderante il ruolo dell'intestino. Quindi dovete, ecco, appunto, sapere anche suddividere anche gli eczemi umidi o secchi, che sono fasi di disintossicazione cutanea. In gioco è l'intero apparato digerente. Quindi l'organismo elimina e brucia. Alcuni estratti erboristici da ingerire possono aiutare a drenare la pelle. Sono i preparati a base di gemme di olmo per l'eczema umido o di cedro per quello secco. Ce ne sono migliaia comunque di rimedi. Si possono aggiungere anche le gemme di Rives nigrum e la tintura madre della viola tricolor. Lo stesso per le allergie cutanee. Prendiamo come per esempio l'orticaria. La causa non è l'allergene, che ha solo la funzione di innesco, è come se fosse un fiammifero che in quel momento lì ha bisogno di essere appunto attivato per poter dare atto a queste forme di depurazione. Quindi il colpevole lo sappiamo che è dentro, e quello che abbiamo mangiato, i farmaci che abbiamo ingerito, le intolleranze che non abbiamo rispettato, quindi la loro reazione è l'allergene e quindi la scatena. È come accumulare paglia finché a un certo punto arriva qualcuno che accende un fiammifero e lo brucia. Ma senza questa paglia il fiammifero non può fare nulla. Se tutto prende fuoco, la colpa è della paglia, non del fiammifero. Sarebbe da pazzi pensare di far sparire tutti i fiammiferi del mondo per curare un allergico. Meglio far sparire la sua paglia, questo vuol dire curare il terreno, come continuiamo a ripeterlo. A volte magari il signore racconta che c'è una crisi allergica che è stata causata ad esempio da una pesca che fino a quel momento non aveva mai creato danni, e poi invece arriva la volta che tocca magari la ciliegia che prima non aveva mai dato problemi e così via. È evidente che non sono questi fiammiferi, cioè queste sostanze che abbiamo ingerito per ultimo, ad avere la peggio. Ritroviamo l'infiammazione ed eliminazione anche nelle reazioni allergiche che si esprimono al naso, alla congiuntivite e perfino nell'asma. La loro cura è sempre a livello alimentare. Questo era importante spiegarvelo, perché prima di parlare di quello che sarà poi i segni sulla pelle, che andremo a collegarci con l'argomento descritto la volta prima, è importante che voi apprendiate che tutto dipende sempre dall'interno e le basi fondamentali della naturopatia sono proprio queste. Magari alcuni di voi lo sanno, però un argomento che noi tendiamo subito a precisare quando una persona si affida alle cure naturopatiche, qualsiasi genere, da un linfodrenaggio a quello che potrebbe essere la riflessologia, è sempre opportuno specificare che all'inizio si deve star male, perché se si sta male si intende innanzitutto che l'organo è vivo e in fase acuta, quindi deve svegliarsi, pulirsi per poi star bene, altrimenti è sempre il classico esempio: stiamo guidando, abbiamo la spia dell'olio e al posto di riboccare l'olio decidiamo di tagliare il filo della spia. Quindi vedrete che se voi utilizzerete questo stile di vita, che attenzione, non vuole assolutamente andare contro la medicina, perché poi è una cosa, comunque è una scienza, cioè questo è anche importante da dire. Molte persone, ma io no, cioè non è un credo. In tutte le cose c'è una volontà e sono scienze, sono motivazioni, non è un fattore di credere o meno, semplicemente è un fattore logico. Se voi volete ricevere degli ospiti, domandatevi se preferite avere una casa sporca oppure pulire, ma non solo, decidere se l'immondizia la volete tenere dentro oppure la volete buttare fuori. Grazie per essere rimasti con noi, l'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato Lo sapevate che?